Moldavo che accoltellò e uccise a Mestre Giacomo Gobbato che aveva difeso una donna dal tentativo di rapina. La sentenza nel pomeriggio. Torna dal lavoro in bicicletta, viene travolto da un'auto e finisce in un canale morendo sul colpo. Tragedia a Jesolo, a perdere la vita un 53enne cuoco molto noto in paese. Rapina con accoltellamento con un coccio di vetro in via Piave. Grave un 38enne afghano, l'agguato al distributore di sigarette, preso uno dei due aggressori dalla locale. 10 anni fa il tornado che devastò la riviera del Brenta tra Dolo, Mira e Pianiga con 65 milioni di danni, ricordi ancora vivi e nitidi tra i cittadini, come la fioraia il cui video nel momento del terrore divenne simbolo di quel giorno. Sono ancora al 50%, se andassi a elezioni oggi vincerei di nuovo io, penalizzato dall'effetto inchiesta Palude, replica così il sindaco di Venezia al declassamento nella classifica del Sole 24 Ore. Una settimana fa il colpo di scena dell'assoluzione nel processo per l'omicidio di Annika Panfil, stasera al ring tutta la verità di Franco Battaglia. Al Goldoni per tutta l'estate Titi Zei, il sogno spettacolo di ritorno dalla tournée europea, di nuovo in cartellone a Venezia da stasera e fino ad agosto. Lo show debuttò proprio in città lo scorso anno. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Allora, prima di andare alla cronaca vi sottopongo il nostro sondaggio di oggi in vista di Ring, come sempre dalle 21 su Antenna 3. Elezioni regionali in Veneto, quando secondo voi è meglio votare? Ottobre oppure novembre? Per rispondere ottobre 0422 1626 691, novembre 0422 1626 690, come sempre poi vedremo l'esito del sondaggio a Ring questa sera con il vice direttore Ferdinando Avarini. L'omicidio di Giacomo Gobbato, dunque l'avete sentito dai titoli oggi pomeriggio a Venezia, la condanna all'ergastolo per il cittadino moldavo che l'ha accoltellato a morte. Ergastolo per l'omicidio di Giacomo Gobbato, morto a soli 26 anni a Mestre per aver difeso una donna da una rapina in Corso del Popolo il 20 settembre 2024. In 3 minuti ha distrutto vite e speranze. Dalle 22.57 alle 23 ha colpito una donna alla testa e compiuto una rapina, ha ucciso Giacomo Gobbato, ferito Sebastiano Bergamaschi, si è allontanato per ferire e compiere un'altra rapina. Così nella requisitoria la PM Federica Baccaglini con la Corte d'Assise di Venezia, che in questa sentenza di primo grado ha condannato alla pena massima Sergei Merievski, il 38enne cittadino moldavo che ha ucciso Jack con un colpo di coltello al cuore. Dalla difesa l'avvocata Gabriella Zampieri, che in aula si è battuta per dimostrare si sarebbe trattato di omicidio preterintenzionale, quindi a suo dire non ci sarebbe stata la volontà del moldavo di uccidere, al termine della sentenza, raggiunta al telefono alla domanda sull'ergastolo, risponde così. Si aspettava una sentenza del genere? È sciocco dire di no, nel senso che è talmente banale che è ovvio, ma se lo chiede la parte civile dirà esattamente il contrario. In aula, alla lettura della sentenza, il fratello di Jack piange, la mamma lo abbraccia. Per loro, come per il papà, disposto un risarcimento. Le provvisionali a favore delle parti civili in 200.000 per ognuno dei genitori del Gobbato e 100.000 per il fratello del Gobbato. Bergamaschi questa mattina, forse saprà, ma ha revocato la Costituzione di parte civile. La Corte con l'ergastolo ha confermato tutte le accuse per il 38enne moldavo: omicidio volontario aggravato, 2 rapine, dopo la fuga aveva infatti aggredito l'altra donna di origine giapponese, e le lesioni nei confronti dell'amico di Jack, Sebastiano Bergamaschi, a sua volta ferito a coltellate. Confermata anche l'aggravante di aver commesso il delitto per coprire un altro reato, la rapina appunto, mentre è caduta solo quella dell'uso del coltello durante le rapine perché il moldavo non l'aveva tirato fuori. Jack sarebbe orgoglioso, la pena dell'ergastolo è la risposta migliore, così gli amici giunti in massa sul luogo dell'omicidio per tornare ad omaggiare Jack. E ora il tragico incidente che si è verificato ieri sera a Jesolo. Un uomo di 53 anni, cuoco di professione, ha perso la vita mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta.
Erano circa le 22 quando lunedì sera Francesco Gaudioso, detto Franco, di 53 anni, ha perso la vita in sella alla sua bicicletta mentre rientrava a casa dal lavoro, dopo l'urto contro un'auto guidata da un giovane di Jesolo in via Colombo, la strada provinciale 46 accanto cui scorre parallelo il canale Cavetta. Il 53enne di professione cuoco in un hotel del Lido è finito in acqua a causa dell'urto nel canale che costeggia la strada che collega la località balneare a Cortellazzo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia locale e i carabinieri dopo un'ora stavano ancora eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica. Da chiarire le cause dello scontro anche con la verifica della velocità a cui procedeva l'auto che ha investito Gaudioso. Il 53enne, nella foto presa da Facebook, lascia 2 figli ventenni, tra cui uno agente di polizia locale, e la moglie. Vicinanza è stata espressa dalla città di Jesolo e dal sindaco De Zotti. Nella notte a Mestre una rapina con accoltellamento in via Piave, grave un 30enne afghano, vivo soltanto grazie al tempestivo intervento degli agenti della polizia locale. Un 30enne di nazionalità afghana vittima di rapina con un gravissimo accoltellamento che lo ha visto finire a terra in una pozza di sangue. È accaduto nella notte appena trascorsa, via Piave, Mestre, e l'1:30 circa. L'afghano è appena rientrato da Venezia, dove lavora come cameriere, ha terminato le sigarette e va a prenderle al vicino distributore, quando viene avvicinato da 2 nigeriani che lo seguono dalla stazione. L'agguato, con l'inaudita violenza, avviene di spalle. I 2 nigeriani tentano di strappargli il portafogli dal borsello che tiene a tracolla, quando uno dei 2, anch'egli 30enne, con un coccio di vetro inizia a pugnalarlo con violenza al torace, soltanto perché poco prima l'afghano aveva tentato di resistere alla rapina. La vittima cade a terra agonizzante in un bagno di sangue, ferito gravemente ma vivo grazie agli agenti della radiomobile della polizia locale di pattuglia proprio in via Piave, che, richiamati dalle sue urla, si sono precipitati sul posto, riuscendo a chiamare i soccorsi e catturando uno dei 2 nigeriani, mentre l'altro è riuscito a scappare dileguandosi. Per l'aggressore fermato l'accusa che si profila potrebbe essere di lesioni gravi. La vittima, infatti, ricoverata a Mestre, non sarebbe in pericolo di vita, sebbene appunto in gravi condizioni. 8 luglio 2015, 8 luglio 2025, 10 anni oggi dal tornado che si è abbattuto sui comuni di Pianiga, Dolo e Mira. Molto è stato fatto per ricostruire il territorio, ma rimane ancora la paura. Sono trascorsi 10 anni da quando il tornado ha distrutto gran parte della riviera del Brenta. Se ad oggi tanto è stato ricostruito, ci sono ancora dei simboli come Villa Fini a Dolo che lasciano una ferita aperta, che il territorio non dimenticherà, così come non dimentica quanto è stato fatto per risollevarsi negli anni e far tornare la riviera del Brenta al suo splendore. Ricordo un inferno dal quale però a distanza di 10 anni oggi rivedo quei volti sofferti di chi è stato colpito, di chi era senza casa, senza più tetto, di chi aveva perso una parte di se stesso, a fianco però agli angeli delle macerie, cioè a tanti volontari che col sorriso tra le labbra confortavano e aiutavano proprio ad una rinascita. Ecco, oggi si può, tranne Villa Fini purtroppo, si può ammirare ciò che la popolazione ha fatto con l'aiuto della solidarietà di tantissimi. Oltre 30.000 euro. Il tornado di categoria F4 seminò il panico fra i comuni di Pianiga, Dolo e Mira, provocando milioni di euro di danni. 50 milioni quelli certificati, 44 quelli ricevuti da Stato e Regione per ricostruzione e risarcimenti. Decine i feriti e una vittima, Claudio Favaretto, di 63 anni, morto mentre era nella sua auto. Un evento mai visto in zona.
questo tornado ha visto una intensità mai registrata prima in Veneto, F4, oltre fino a 300 km all'ora. Quindi prima in termini di risarcimenti i danni dall'aria e dal vento venivano equiparati a quelli dell'acqua. Ecco, grazie al modello Dolo, al nostro impegno anche verso il governo, verso i tecnici regionali, abbiamo ottenuto che questa equiparazione sia agganciata invece al terremoto, dove il risarcimento è ben di più del 20% dei danni, e questo ha garantito, diremo così, un sollievo concreto verso chi aveva perso appunto la casa. Ma non solo, per le aziende, purtroppo non quelle agricole, abbiamo invece avuto sempre da parte del governo la possibilità di avere dei fondi di garanzia agganciati appunto a dei finanziamenti che hanno permesso anche in quel caso lì il rialzarsi anche dell'imprenditoria locale. E ricorderete le grida di Katia, che durante il tornado riprendeva dalla sua fioreria di Mira quello che stava succedendo. Siamo tornati da lei che dopo 10 anni si dice amareggiata. L'urlo di Katia Masato, la titolare della fioreria al Parco di Mira, chiusa nel suo negozio col terrore di non sopravvivere al tornado, è uno dei simboli di quel drammatico evento che ha colpito la Riviera del Brenta, che non si potrà dimenticare. Il negozio di Katia fu distrutto quel giorno, ci mise un anno a ricostruirlo e ripartire, ma oggi lei è amareggiata perché dice: siamo stati abbandonati. Quando vediamo un temporale abbiamo tanta paura adesso con quello che è successo quella volta. Quello che mi sento di dire è che a distanza di 10 anni i soldi per me e per altre 4 aziende agricole non sono mai arrivati e siamo tanto amareggiati. Purtroppo abbiamo un sacco di difficoltà perché abbiamo un mutuo abbastanza importante da pagare tutti i mesi e non ce la facciamo più. Un mutuo che abbiamo dovuto fare per ricostruire e ripartire, perché i soldi appunto non sono mai arrivati e per ripartire dovevamo in qualche modo attingere a dei fondi che ci hanno aiutato fino adesso, ma pagare 3.500 euro al mese di mutuo adesso diventa veramente difficile, non ce la facciamo più. Katia è in difficoltà perché i fondi alle aziende agricole non sono mai arrivati. Gli appelli ne ho fatti tantissimi in tutti questi anni, ma ho visto che comunque non hanno portato a niente. Ho sentito anche il nostro presidente Zaia e Zaia mi diceva che i soldi dovevano essere stanziati dalla Protezione Civile di Roma e questi soldi, ripeto, solo per le 5 aziende agricole colpite non sono mai arrivati. Così potrebbe essere costretta a vendere e lancia un appello. Mi costringe a 10 anni dal tornado a mettere tutto in vendita perché non ce la faccio più a sostenere le spese, come ho detto prima, e non ce la faccio più ad andare avanti. Cerco un socio che possa venire dentro con capitale, con manodopera per aiutarmi, adesso come adesso, oppure l'altra possibilità che abbiamo è quella di vendere. Non ce la facciamo più, i soldi sono tanti e oltretutto, oltre a questo che non sono stati stanziati quei soldi che ci avevano promesso, il comune ci aveva assegnato 4.500 euro e ce ne ha richiesti indietro 1.990 perché secondo loro quei 4.500 euro su 1,5 milioni di euro di danni erano troppi. Questo dunque la testimonianza. Siamo alla politica adesso con il sindaco di Venezia che risponde al suo declassamento di gradimento nella classifica del Sole 24 Ore in merito ai sindaci più amati d'Italia, passando dal 4° posto dell'anno scorso al 73esimo. È l'effetto palude, ma io resto fino alla fine del mio mandato svolgendo al meglio il mio ruolo, dice. Per forza sono sui giornali da un anno che sono inquisito di tutto, per cui mi sembra il minimo della pena, però
i dati sono ancora al 50%, perché se andassi alle elezioni oggi vincerei di nuovo. Stiano tutti tranquilli che c'è il secondo mandato, a me va più che bene, ne ho fatti 2, sto facendo anche l'anno di premio, cioè l'11°. Lo faccio con lo stesso entusiasmo di prima, ho fatto un patto con i cittadini, onorerò il mio impegno fino all'ultimo giorno. Poi vi rivolgerete ad altri, però penso di aver fatto il mio servizio civile e credo di averlo fatto anche bene. Passeranno loro a decidere, insomma. Io continuo a far vedere quello che è il futuro, quello che sarà il vero futuro ecologico per i ragazzi, per i bambini, per quelli che pensano di andare a studiare all'università, che vogliono restare a vivere in Italia. Via libera al rinvio di un anno del blocco dei mezzi diesel Euro 5, c'è l'ok all'emendamento al disegno di legge infrastrutture, a comunicarlo esprimendo grande soddisfazione il ministro Matteo Salvini. La nuova norma rinvia dunque dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026 il termine che prevede per il Veneto, il Piemonte, la Lombardia e l'Emilia Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel Euro 5, prevedendo al contempo che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.000 abitanti anziché 30.000. La cultura adesso torna al Teatro Goldoni a un anno dal suo debutto, lo spettacolo Titizé, il sogno veneziano, nato proprio a Venezia sotto la produzione del Teatro Stabile del Veneto, spettacolo di teatro acrobatico dedicato alla città lagunare. Quest'anno lo show si arricchisce di nuovi quadri e si conferma come progetto di rilancio internazionale del palcoscenico del Goldoni, piazza teatrale di innovazione e produzione in linea con i grandi teatri europei. La scorsa stagione ha superato le aspettative coinvolgendo il pubblico veneto, nazionale e internazionale di Venezia. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco come sempre le previsioni del tempo e a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci.